La frana tra Porto Empedocle e Agrigento è l'esempio evidente di come chi dovrebbe vigilare sulle strade statali non lo fa. Il governo nazionale se ne faccia una ragione. Il presidente della regione siciliana, Nello Musumeci, non risparmia critiche a Roma per il rischio di stabilità di un'arteria viaria importantissima come la 640, a seguito di un gravissimo fenomeno di erosione costiera lungo 15 km. Nonostante la competenza sia di altri enti, la regione è pronta a intervenire per trovare una soluzione. Infatti, proprio per lunedì prossimo il governatore, nella qualità di commissario di governo contro il dissesto idrogeologico, ha convocato d'urgenza un tavolo tecnico per individuare le contromisure da adottare. Oltre alla struttura commissariale ne faranno parte il Dipartimento regionale dell'ambiente, l'ANAS, la Protezione civile regionale, il Genio civile, la Prefettura e i comuni di Agrigento e Porto Empedocle. A documentare l'attuale situazione di pericolo è stata l'associazione Mare Amico che attraverso un drone ha effettuato le riprese aeree nella zona. Dall'ANAS, che ha competenza su questa strada, tiene a precisare Musumeci, abbiamo ricevuto una nota soltanto il 20 febbraio scorso. Si tratta di un monitoraggio condotto dal 2008 fino al 2017 che ne ha messo in evidenza l'esistenza di una falesia che sta arretrando ogni anno di 2 metri. Né alcuna segnalazione era mai arrivata prima dalle amministrazioni cittadine di Agrigento e Porto Empedocle. È evidente che c'è stata una scarsa attenzione da parte di chi sul territorio è direttamente coinvolto. Adesso, continua il presidente della regione, bisognerà valutare attentamente se esiste un pericolo imminente e comunque pianificare una strategia di intervento per contrastare i gravi fenomeni che sono in corso. Quella dell'Agrigentino, tra l'altro, è una fascia costiera per la quale attraverso l'Ufficio contro il dissesto idrogeologico abbiamo già approvato l'elaborazione di un nuovo contratto di costa per un intervento organico e omogeneo di recupero di messa in sicurezza. Per Maurizio Croce, soggetto attuatore della struttura commissariale, il ruolo di sentinella svolto dall'associazione ambientalista resta importante e può trasformarsi in una preziosa sinergia con la Regione per tutelare il territorio.